5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con Spazio Musica. Now we're getting nasty. Spazio Musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio Musica. Redaniet da Sassari. Spazio Musica. Al tuo servizio. Sardalux Film presenta le pellicole per la tua auto, per la protezione della tua vettura, per la tua sicurezza, la tecnologia all'avanguardia, il controllo di qualità per la protezione dei passeggeri, gli occhiali da sole per la tua auto. Chiama subito Sardalux per installare in giornata le pellicole solari per auto. L'aspetto esteriore della tua vettura è quello solito, ma salvaguardi la tua privacy e nel caso d'urto il vetro non si sbriciola. Chiama la Sardalux. La pellicola per auto è appositamente studiata per respingere il calore e l'abbaglio. Chiama subito Sardalux Film. Telefono 347 65 22 407. Sardalux migliora la tua vita. Bentrovati in questa nuova puntata di Die pro Die. Quest'oggi siamo al Latte Dolce, siamo in una bellissima piazza che è la piazza di Nostra Signora del Latte Dolce e io sono in compagnia di una delle organizzatrici di una grande manifestazione che quest'anno si tiene in questa piazza per la seconda volta. Purtroppo in occasione della scomparsa di Emanuele, noi siamo di Emanuele Chervedo, noi siamo in compagnia della mamma di Luisella Ruzzoli, ero molto amico comunque di Emanuele. Sì, lo so. È un piacere per noi essere qua, abbiamo fatto una grande riunione di artisti per salutare Emanuele ma non solo. Ma cosa significa, Luisella, ritrovarsi a perdere un figlio poi così giovane? Perché Emanuele aveva mi sembra 28 anni. Significa una cosa... Ti cambia la vita. Lei tutti i giorni va a trovarlo? Sì, al cimitero, 2 volte al giorno anche. Sì, cambia la vita, ti cambia. Quindi insomma il ritrovarsi poi in questa piazza significa anche... Sono tutti i suoi amici. Oggi abbiamo fatto una grande riunione, prima di venire qui siamo andati a trovarlo al cimitero, Sì. Emanuele abbiamo tutti quanti salutato, sicuramente che in questo momento starà sorridendo. Stava sorridendo anche al cimitero, era allegro. Com'era poi Emanuele nella sua vita? Era unico per me, unico, non ce ne sono altri. Poi ricordo... Ho altri figli, ma Emanuele è sempre stato sempre il più malaticcio da piccolo, è sempre stato curato, diverso dagli altri, unico, non ce n'è altro. Qual è il ricordo, quello che gli rimane sempre nel pensiero, quando va a pensare a lui, la prima cosa che gli viene in mente di Emanuele qual è? Mi immagino il suo incidente e basta, non vedo altro nella mia mente. Cioè, si immagina solo l'incidente, poi è stato un incidente anche abbastanza, voglio dire, stupido se vogliamo. Sì, brutto, molto brutto, non vedo altro. Io ho sempre lui nel mio pensiero, basta, non ho altro. Ho altri figli, ma lui è più importante adesso. Non dico altro. Da un bacio. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. E noi continuiamo a conoscere gli amici che quest'oggi fanno parte di questa grande kermesse che è il concerto dedicato a Emanuele, siamo in compagnia di Chico Solinas, ciao. Buonasera a tutti voi. Che cosa è successo di strano? Che onore essere nella tua televisione questa sera. Ma che combinerai questa sera? Questa sera io sono venuto con 2 scopi. Uno è quello, come sai, di documentare nella mia maniera questo evento di musica dove ci sarai anche tu protagonista, cantanti, musicisti, colori, musica, e l'altro è quello salire sul palco a regalare a questo amico Emanuele che non c'è più 2 canzoni. Senza questa voglia, anche se questa voglia
A questo punto bisogna presentare uno degli organizzatori della manifestazione, che non è quello che state vedendo adesso in primo piano, perché quello è Lucca, invece abbiamo Alan Podighe. Sì, ciao a tutti. Lui è la mascotte della La mascotte del concerto per Emanuele. Esatto, sì. Cosa significa questa serata per te oggi? So che eri molto amico di Emanuele. Per me e anche per gli altri, tutti gli amici che hanno contribuito per noi significa tanto, perché oggi sarà un'emozione particolare, appunto per ricordare Emanuele, e quindi... Un bellissimo cast quello di quest'oggi, tanti artisti, tante persone che si esibiscono, tutti amici tuoi, compreso il sottoscritto. Sì, esatto, tutti che vengono gratuitamente, e ringrazio tutti gli artisti per aver aderito a questa serata. Ho visto una grande organizzazione, ma tutti gli amici di Emanuele, comunque qui alla Latte Dolce Sassari, hanno contribuito in qualche modo affinché poi questa manifestazione venisse fatta. Esatto, hanno dato ognuno un contributo, chi economicamente e chi nella manovalanza, se così vogliamo dire. Comunque hanno contribuito, Emanuele aveva un sacco di amici, Latte Dolce soprattutto, perché lui è nato in questo quartiere, e quindi è grazie soprattutto al quartiere che riusciamo a organizzare questa manifestazione. Rock my tea, 'cause it's all about love. Noi siamo in compagnia di Pierfranco, abbiamo parlato poc'anzi con la mamma di Emanuele, ora parleremo con il papà di Emanuele, abbiamo parlato con tua moglie Pierfranco, ma anche di quelle che comunque sono le sue emozioni quando ci si ritrova poi in giornate come queste, che lo si ricorda ancora di più. La giornata è molto particolare, però io non trovo ancora oggi le parole da... Io Pierfranco lo dico sempre, bisogna stare attenti quando si viaggia in auto o si viaggia in moto. Tuo figlio purtroppo è scomparso in moto. Cosa puoi dire a tutti questi giovani? Stare più attenti nelle strade, e soprattutto nelle strade extraurbane che non ti portano mai con la velocità che tu cerchi di realizzare con queste moto qua. Però bisogna andare sempre piano, che oltretutto i giovani stanno morendo oggi con queste moto, è pazzesco. Ascolta, ma il giorno che è successo l'incidente, tu come l'hai saputo? Tramite la moglie, è stata la moglie che ci ha avvisato, e noi eravamo in campagna, ci ha dato uno squillo al telefono e ci ha detto della disgrazia. Però da lì siamo scoppiati a piangere io e mia moglie. No? Ma siete andati subito? No, non siamo andati che non riusciva neanche a parlare mia moglie, abbiamo dovuto chiamare il medico di guardia, abbiamo dato questo calmante, no, io lo stesso, non siamo andati, non l'abbiamo neanche visto. Ci si ritrova oggi qui per ricordare Emanuele, per ricordare tutti quegli angeli, l'abbiamo già detto tante volte, tutti quegli angeli che stanno in cielo e che ci guardano da su. Grazie agli amici di Emanuele, noi e altra gente che hanno collaborato e partecipato anche negli sponsor a questa grande manifestazione. Tornerà il tuo amore. Tra gli amici che quest'oggi partecipano a questa grande kermesse, Costanzo Sanna fa parte di un gruppo che fa musica di sassarese, che è il gruppo di Ebasara. Certamente, noi siamo un'associazione che c'è il trio Sardinia Folk con noi e il gruppo Folk Ebasara, quindi abbiamo formato un'associazione. Manuele lo conoscevi? Sì. Dimmi due cose su Manuele. Allora, io lo conoscevo abbastanza bene, era un ragazzo molto simpatico, me lo ricordo io perché veniva qui al bar a prendere il caffè col bambino, il bambino lo sedeva sul bancone. Simone. Sì, è un ragazzo molto bravo, era un ragazzo molto bravo. Die pro die. In collaborazione con Spazio Musica. Now we're getting nasty. Spazio Musica. La musica ha trovato il suo spazio. Spazio Musica. Predaniedda Sassari. Spazio Musica. Al tuo servizio. La trattoria da Gesuino presenta i gustosissimi piatti. Il pesce fresco. Le grandi pizze. I vini più ricercati. La cortesia e la simpatia di Gesuino. La riscoperta dei sapori. Trattoria da Gesuino e a Torres 17, Sassari. La riscoperta dei sapori. Il cacciatore,
un locale accogliente con sala biliardo e maxi schermi. Cacciatore, panini caldi in un'atmosfera colorata. Cacciatore, cacciatore. Corri al circolo il cacciatore. Cacciatore, il cacciatore. Via Cesaraccio, Sant'Orsola Sassari. Cacciatore.